Non è difficile immaginare Natale 2022, il logo è quello dell'amico Donato Ciniello di Extro, il set Extro Natale contiene crema da barba shaving soap, aftershave oil de toilette, crema idratante viso pre e post rasatura. Io voglio solo farvi vedere cosa è contenuto in questa scatola di insolito polistirolo nero. C'è anche una busta che ragionevolmente accompagna questo regalo, di cui sono grato a Donato. È una novità per me provare cose nuove, lo faccio di radio, ho piacere di farlo, ringraziandoti per le piacevoli domeniche che ci fai passare in tua compagnia. Ti auguro buon Natale, felice anno nuovo, un abbraccio Donato. Apriamo e all'interno cosa troviamo? La crema da rasatura che proveremo domani in domenica che barba. Troviamo il balsamo post rasatura, interessante, è una emulsione bianca non trasparente che ragionevolmente non va agitata, ma proveremo poi a capire se è vero. E poi troviamo un aftershave dalle tonalità sicuramente adatte a questo periodo invernale. Buone feste a tutti, a domani e buona domenica da Andrea da Domenica che barba, ciao! Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica che barba il 18 dicembre. Rasatura domenicale prenatalizia, quasi Natale, non ancora Natale, però a Natale è arrivato, come avete visto dalla copertina, il pacco del Don Ciniello, quindi è chiaro che oggi è Natale, è quasi Natale nel 2022. Questo è Extro, il marchio impresso come un'orma dentro questo lavoro costruito su una nota di abete biscottato. Questo è quello che viene indicato in tutta la linea che andremo a provare, e questo è il pre o post rasatura, lo useremo come pre rasatura. Ha l'aspetto di un diffusore che si utilizza tipo un after, e proveremo a usarlo in pre, e abbiamo poi alla fine un after che useremo nella parte finale. Voi come state? L'occasione di farci l'augurio che siano feste serene, poca gente in giro, bagniamo e così cominciamo questa puntata. La barba irsuta è chiaramente sopravvissuta a delle rasature indegne fatte con robaccia di plastica. Oggi il pezzo sarà l'Ustworth Icon X Treaslant Bar, lo vedete, una lavorazione con manico dei Barbieri Uniti, 3 anelli che danno il numero perfetto della manovrabilità, peso ponderoso e notevole incurvatura del portalama, del fermalama, che andremo ad arredare se riusciamo ad aprirlo, perché non ci riesco. Eccolo qua, i 3 pezzi, con delle lame che sono le Dorco Prime. Non vado pazzo per questo tipo di lama, penso piaccia ad Alex Nurse, che saluto, come saluto Matteo Predia, Alessio Herrera, tutto il Montefeltro, saluto Fulvio, saluto Davide Luigi dal 13, Mirko Falà, Odditi, tutto il gruppone che oggi ci accompagna. E andiamo a visionare questa crema idratante viso, fantastica, e andiamo a vedere come funziona. Io farei così, andiamo a idratare. Forse no. Eccola qua, si presenta molto soffice. Io esagero il consumismo di Harrods, facciamo finta anche di tirare un po' su le mutande agli amici inglesi che stanno vivendo un Natale veramente complicato, e andiamo ancora a non lesiniamo il profumo che viene fuori, è la base anche della crema. Io vedo che è indicata come testa nella crema burrosa, latte, zagara, menta, cocco batita. Poi nel cuore il Don indica il biancospino eliotropio, e nel fondo, la parte più lunga, la vaniglia, la famosa fava tonka e la caramellata. Questo per la crema, ma si riesce a percepire già un morbido profumo, sembra di aver messo la testa dentro una scatola piena di tic tac. Che buono, molto buono, devo dire. È una insolita fragranza che va a spaziare dalle note floreali tipiche di alcuni prodotti che io amo dell'Extro, e prodotti più secchi, più vittoriani, tipo
il setup del Victoria, insomma, quindi è bello per prepararsi al pranzo di Natale, le cose bisogna provarle prima per poi non farsi trovare impreparati, e allora andiamo a prelevare mentre aspettiamo che la lucentezza, come vedete sul viso, del pre-rasatura Natale 2022, io adesso provo a pescare dentro la confezione una porzione di crema che voglio immaginare essere questa, vedremo se è poco e tanto, certamente è una buona occasione anche di capire cosa accadrà in abbinata con un pennello di maiale che manco a dirlo, voi sapete, conoscete ormai la mia dotazione essendo così parca e parsimoniosa, è un Semogo 820 Black Edition, e andiamo a fissare sul fondo la nostra crema natalizia, già sprigiona delle nuance, mentre sottofondo oggi è dedicato, lo spazio è dedicato a Radio Barbagia, radio di Nuoro, nata nel 1977, e qua andiamo nel nostro spelacchione, che sembra l'albero di Natale della Virginia Raggi degli anni passati, invece è un semogue con un ciuffo non di grandi dimensioni, dove ripuliamo la mano e dove andiamo a montare in diretta la crema per accingerci a raccontare quello che è accaduto. La cronaca è, come sempre, infettata da bruttissime notizie, le istituzioni europee in totale crisi identitaria, ma non c'era niente da stupirsi, insomma, ecco, quindi Panzeri e Giorgi, io le posso definire due delinquenti, trovati sacchi di denaro nella cassaforte di Panzeri a Bruxelles, e Giorgi, fotografato con i suoi occhiali alla moda, definito lo scopatore instancabile di Bruxelles, così lo chiamavano negli ambienti selezionati nei pressi della Commissione europea, quindi ONG, costruzione di farlocche, sigle dedite soltanto alla raccolta di denaro frutto di corruzione, evitando di pubblicare la foto dell'avvenente Khalili, la politica greca che aveva passati tutti i partiti prima di riuscire a essere eletto, ma forse non solo i partiti, quindi andiamo avanti coraggiosamente, insomma. Il Natale del commercio non è proprio al massimo, credo, mi pare di capire, l'inflazione che gli organismi internazionali hanno previsto fino al 2025 è purtroppo molto alta, quindi non aiuterà lo sviluppo, non aiuterà chiaramente le economie ancora azzoppate dalla guerra, dove i droni di Putin stanno massacrando Kiev è tornante la luce ma non hanno l'acqua. Cioè, voi immaginate, mentre io sono qua che ascolto Radio Barbagia e con voi monto nella mia Fabergé in un profumo natalizio molto buono, cerco di capire, la menta e il cocco sono ridondanti, è buonissimo, cioè qua sono le note che io sento di più. Io da quando ho smesso di fumare il toscano, proibitomi dal dentista, da cui sono stato venerdì, ed è meglio che sorvoli perché comincerò l'anno in maniera non proprio divertente, io sento un po' di più i profumi. Col toscano, che è una cosa buonissima, a cui ho rinunciato purtroppo a malincuore, sentivo di meno, e quindi io darei ancora un po' di acqua al ciuffo, perché l'acqua nel ciuffo è sempre qualcosa che è importante per dare spumosità. Qua non si capisce chi stia cantando perché Radio Barbagia non pubblica il nominativo del cantante in onda, del pezzo, del brano in onda, e per andare avanti abbiamo una nuova rubrica che si chiama Che chi se ne frega, quelle notizie che te frega, che sono elencate. Qua abbiamo, tanto per gradire, una querelle sul filosofo torinese Gianni Vattimo, che da tempo sotto le lenti, in relazione con un domenicano che si chiama Caminada, a cui il filosofo ha intestato polizze e proprietà, e che chiaramente è sotto processo per circonvenzione di incapace. Gianni Vattimo, ricordiamo, teorico del pensiero debole, e come disse l'assessore Dondona, in compenso ha il culo forte, quindi la querelle di totale disinteresse, volevano sposarsi nella zona di Monza, Vimercate, forse a casa di Berlusconi, non so cosa, ma gliel'hanno proibito perché Caminada voleva approfittare. Il Cristo piangente invece è un'altra delle cose di cui ce ne frega poco, insomma, si è visto piangere un crocifisso in provincia di Torino, Nichelino, zona sud, zona brutta anche, dove più che piangere un Cristo in quella zona non poteva fare,
e di cui non ci interessa niente, è stato fatto un altarino di mattoni, teli, insomma hanno fatto tutta una, ovviamente la comunità religiosa cristiano-cattolica della provincia torinese si è emozionata, mentre qua sta montando bene, ragazzi. Capiremo anche se era giusta la porzione utilizzata per. Abbiamo poi 30 turisti italiani bloccati in Perù per la crisi del capo del governo Castiglio in esilio, in Francherima, informati, insomma, sinceramente che interessa poco, insomma, ecco, stiano lì al massimo, avranno un'assicurazione, il tour operator gli pagherà, non so, 10 giorni in più, alla fine non gli va nemmeno male, perché poi funzionano così le cose, Bene, io diciamo che posso considerare montata la crema e vado a spalmare e a preparare la rasatura per il primo passaggio di domenica 18 dicembre, mentre il pre-barba Natale 2022, che accinge ad aprire l'anno 2023, ha già sicuramente preparato il nostro pelo, che il pelo è sempre qua. Bene, bene l'aggancio, niente da dire. Bene. Quello che trovo, ecco, che mi piace molto nelle creme da rasatura, che quelle montate in ciotola rispetto a quelle in tubo, che danno meno problemi sui tempi, chiaramente, perché assicurano maggiore rapidità di preparazione, non hanno lo stesso risultato, mentre montando in viso, bene, non riesco a sentire la vaniglia, ma la batida de coco o dell'Imao Dobre potrebbe essere il claim, insomma, di questo articolo che nasce nella bottega del James Bond, che a volte è anche Papa, a volte Pontefice, anzi Donato, preparati perché qua il Papa purtroppo ha già firmato le dimissioni in caso di malattia, questo si è saputo stamattina, quindi visto che spesso sei cardinalizio nella tua bottega di Via Verdi, al Settimo Torinese, io credo che dovrai prepararti al soglio pontificio, che magari poi è via Roma. Ecco, adesso qua mi cogliete in imbarazzo, saprò essere più preciso. In ogni caso, chi conosce i prodotti di Donato sa benissimo dove andarli a comprare. Poi, non essendo Settimo Torinese Washington o neppure Kuala Lumpur, non è difficile. Se chiedete dov'è che posso comprare delle creme, ti dicono di là. Ah no, di là dove va la bottega prima, adesso è di là. Quindi insomma, c'è una macchina qua, deve metterla là, ve la ricordate Francesco Salvi? Bene, allora se Ciniello è James Bond, io dovrò fare Kananga, personaggio in Goldfinger, ve lo ricordate, quello cattivissimo? Chi era quello che aveva il guardaspalla che lanciava la bombetta con la lama sotto e tagliava le statue nella villa pacchianissima in quegli anni 70 in cui Ian Fleming ispirava i film in cui già c'era forse Roger Moore, dopo le meravigliose interpretazioni del grande Sean Connery. Per me James Bond rimane Sean Connery e poi Donato Ciniello direttamente dopo. Tutto il resto non è storia di agenti segreti di Sua Maestà. Bene, Sua Maestà il denaro, pronipoti di Sua Maestà il denaro, e questo era, chi lo ricorda, Franco Battiato. Bene, io dico che probabilmente qua è un bello standard, io devo dirvi, perfetta anche la coppiata maiale. Uno starebbe qua tutto il giorno, adesso non è che possiamo andare avanti perché poi tempus fugit. Ho ricevuto una visita di un amico che è venuto a trovarci dagli Emirati Arabi, vive a Dubai, un sacco di prodotti interessanti anche per lo sviluppo di nuove fragranze, quindi chi è interessato può rivolgersi, non so con cosa si radano gli emiratini, non lo so, o i catarini, i catarrini, e andiamo avanti. Qua abbiamo già detto quasi tutto. Lady Gucci, ecco l'ultima delle cose di chi se ne frega, l'hanno beccata a non aver pagato 13.000 euro di tasse, e non sarà mica quello, in realtà la Caribou, questa ONG, non aveva nessuna intenzione di aiutare i poveri cristi che raccoglievano pomodori lungo la via Domiziano, comunque nella zona di, comunque via Roma 14. Ecco, questo è l'indirizzo esatto della Extro di Settimo Torinese. Andiamo a montare ed è il momento della cola. Abbassiamo Radio Barbagia, perché ragazzi qua non ci deve essere nulla che sovrasti, è qua il cartoncino con lo sportellino, sembra la gattaiola
da dove scappa il gatto, eccolo qua, qua scappano, invece che il gatto scappano le lamette, andiamo a estrarre, belle, escono tutte bene, una per una, momento topico. Eccola lì. Un punto de cola, eccolo lì, uno solo. Dorco Prime ci fornisce un colore azzurro con 2 baffi, ma cola ce n'è poca, quindi bene o male? Beh, secondo me bene, perché l'abuso de cola non è una bella cosa, e quindi andiamo a sistemare nel piolo più alto dei 3, svettante, il posalama. Qua Icon firma dietro il manico del nostro double edge. Andiamo ad usare chiaramente sempre la parte più aperta, perché come vedete, come sapete, ne ha 2. Questa è ragionevolmente la parte più chiusa e questa è quella più aperta, che è l'unica che funziona con la mia barba. Questa potrebbe essere usata per i passaggi successivi, ma la prima va fatta in maniera ultimativa, staccando le basette per evitare di uscire con le basette sbilenche e sembrare Tiberio Murgia nei Soliti Ignoti. E andiamo a tagliare, beh, bene, buona scorrevolezza, niente da dire, un tintinnio di palline. E per preparare il puntale dovete aspettare ancora un attimino, perché lì sai, dipende anche un po' dall'età, Bene. Ridiamo fuoco a Radio Barbagia, perché nei passaggi del mento e della zona baffi io devo tacere per evitare di provocarmi delle offese alla mia pellaccia. TV100 è a Nuoro, in località Prato Santo. Telefono 0784 29 41 42. Bene. Adesso esagerumanen, come direbbe Chiamparino, ex sindaco di Torino, perché sennò qui... Bene, primo passaggio è andato, niente da dire. Ripartiamo con una applicazione di non saturata, ma di acqua sul viso. E andiamo a raccogliere, sempre nella nostra Fabergé 1826 Maître Chocolatier, e cerchiamo di rimettere e rimontare, dando alcuni giri, la nostra extra natalizia. Bene, ottima anche la resa al secondo passaggio, con la pelle già rasata, diciamo, per la prima volta, quindi insomma è chiaro che il comportamento della schiuma ha tutt'altra, anche diciamo, aspetto visivo. Voi come state? Siete in giro per negozi? Oggi è domenica, oggi aperto, che anche il negozio, credo, mi auguro, penso, lo so, anzi, Pachileo, che mi ha contattato e che ringrazio e a cui auguro ancora buon compleanno, mi ha detto che oggi erano aperti in via Roma, ma io purtroppo, essendo in Toscana, non posso passare, quindi auguro una buona giornata, un buon riconoscimento di tutto il lavoro che viene fatto per soddisfare tutte le manie, perché siamo dei maniaci noi che facciamo questo, siamo degli appassionati di particolari, e quindi abbiamo bisogno sempre di novità, perché il mondo ha bisogno di novità, e quindi nel mondo degli aromi, delle creme, dei prodotti per rasatura, credo che non ci siano limiti, insomma, è difficile trovare giusti compromessi, giusti equilibri, sapere dosare le fragranze per rendere le giornate ogni volta diverse, che sono già diverse per conto loro, ma insomma direi che siamo abbondantemente predisposti. Possiamo passare alla seconda fase che faremo prima di dare uno sguardo a quello che ho cercato con coraggio di mettere da parte per voi, estratto dalle rassegne stampa della settimana, da Anteprima News principalmente. Qua sono brutte notizie qua, non so, giustiziato un condannato nel Mississippi. Mercoledì pomeriggio nel carcere di Patchman nel Mississippi, Thomas Edwin Loden come il cappotto, è stato giustiziato con una iniezione letale. Loden, ex marine di 58 anni, era stato condannato a morte nel 2001, scusate, quando aveva confessato di aver rapito
stuprato ripetutamente, soffocato, e poi Lisa Gray, una donna rimasta bloccata sul ciglio di una strada dopo aver bucato una gomma, insomma. Secondo i documenti del tribunale, Loden si sarebbe fatto trovare il giorno dopo il delitto sdraiato sul ciglio della strada con la parola "mi dispiace" che si era inciso sul petto. Quindi storie di ordinaria miseria, storie dove le donne continuano purtroppo, già all'epoca, ma non è finita, ogni giorno una donna perde la vita, quindi un ricordo per chi purtroppo vive questo momento. E quindi Loden è stato, non dico, insomma, è stato avvelenato con iniezione letale in uno stato in cui vige ancora la pena di morte. Certamente, insomma, non è che siano stati molto progrediti da un punto di vista dei diritti, ma il "People have the power". Chi era Huey Lewis? Questo non lo dicono, ditemi voi. Qua ormai arriva l'autoreferenzialità, People have the power di cosa? Dove il popolo non conta più niente. Il people aveva il power, questa è roba degli anni 90. Oggi è evidente che sento un taglio un po' offensivo qua, Devo fare attenzione, Ha ragione Alex. Sempre il lato più aperto del nostro Iconics 3, sotto già blagato, e mi sono già fatto chiaramente il tombino rosso del Red Tombing. Questo è Dorco, Lord, non è che scherzano, Ve le faccio rivedere. Dorco Prime, eccole qua. Occhio, Sotto sono andato troppo sereno e non va bene. Andiamo a sciacquare. Il secondo passaggio è stato fatto. Andiamo a bagnare. E andiamo a riprendere per il terzo passaggio. Di cortesia. Quanto sono difficili da trovare le auto di cortesia quando lasciate la vostra auto in manutenzione o intagliando? Mamma mia. Mi è mai successo una volta che vi dicono: devo tenere la macchina 3 giorni. Ah, la macchina? No, mi spiace, no, la macchina non ce l'ho. E allora? Ma perché non si organizzano nel 2022 questi concessionari? L'auto, il sistema di mobilità purtroppo ancora più usato, perché mica vanno tutti in giro col monopattino e le bici elettriche, attenzione, o con l'overboard. Organizzatevi, cari amici, perché qui è anche vero che meno ci si muove, più meno si inquina, però insomma sembra di essere veramente nel Medioevo, insomma siamo rimasti indietro. Io sentendo racconti di questo amico che vive per l'appunto a Dubai, che magari non è da prendere ad esempio proprio come luogo meraviglioso in cui vivere, dove ci sono 60 gradi d'estate con umidità del 90%, tuttavia la gente fa veramente una vita diversa, magari sacrificata, ma insomma sono città, mondi nuovi, i mondi nuovi, come diceva Michele Zarrillo. È la notte dei segreti e degli amori per aprire le nostre braccia verso mondi nuovi, come diceva. Insomma, non perdiamoci, insomma, se no qua finiamo a cantare Marco Ferradini, ci mettiamo tutti a piangere, schiavo senza catene. E allora, prima che si asciughi il tutto, andiamo nella seconda parte della sezione Altre follie. Sara Tommasi non fu stuprata. Ecco, voi ricorderete la starletta degli anni 2005, era in tutte le serate migliori, sempre così, bella ragazza, insomma, sempre nei posti giusti, soprattutto per la sua carriera, e pare che il Tribunale di Salerno abbia assolto in primo grado i 4 uomini accusati dalla showgirl Sara Tommasi di averla stuprata nel settembre del 2012, cioè ovvero 10 anni fa. Cioè la giustizia è molto rapida, come vedete, dopo 10 anni questi saranno ancora lì che aspettano di capire che fine faranno. E quindi la Tommasi aveva raccontato di essere stata portata in un hotel dal suo manager di allora, Federico De Vincenzo, e dagli attori Fausto Zulli e Pino Igli Papali, e dal regista Max Bellocchio, per fare alcune foto, da non confondere con il Bellocchio di Esterno Notte, chiaramente. Questi però poi l'avrebbero drogata e costretta a girare un film porno. I giudici però non le hanno creduto. Oltre ai 4 assolti, quindi assolti dopo 10 anni, rovinati dalla magistratura, che non riesce a dare in tempi certi il suo verdetto neanche attraverso la protezione degli avvisi di garanzia, quindi garantiti da cosa? Tommasi aveva accusato anche il produttore del film.
Giuseppe Matera, che scelse di essere processato con rito abbreviato nel 2014, fu condannato a 2 anni e 10 mesi di carcere, sentenza confermata anche in appello un anno dopo. Al momento non sono ancora state diffuse le motivazioni della sentenza, però mi occorre dirvi, perché ho tirato fuori, qua ringrazio l'amico Fulvio, che fu lui che in una discoteca di Torino mi fece dedicare questa cartolina, ed è Sara Tommasi in giovane età, con il logo di Lele Mora, non so, questa è una scuderia del grande Lele Mora, vedete qua le iniziali, ad Andrea un bacio, come non ho capito con cosa, e con una firma, e questa la tengo come una reliquia, perché insomma, al di là di quello che è successo alla povera Tommasi, che però alla fine non l'ha creduta, questo è il mondo che corre, no? Insomma, di cui non faccio neanche più parte con la mente, perché purtroppo questo devo fare, e andiamo con l'apertura a fare dell'obliquo. Prova a girare, perché sento un po' di troppa aggressività tra il secondo e il terzo con la parte più aperta. Quindi andiamo a radere con la parte più soft. In effetti si rischia di meno. Bene. Passaggi lunghi ben distesi. Cercheremo poi di riparare alle offese. Bene, niente da dire. Qua abbiamo gli inserti pubblicitari di Radio Barbagia, sono pregevoli, parlano. Cosa mangiano a Natale? Panettoni, fichi e noci. Pasticceria l'Oasi deliziosa, in Viale Sardegna 39 anni. Per prenotazioni 0784. Chi si trovasse a Nuoro prenda nota o mi scriva sotto nei commenti. Da Natale a Capodanno vieni a Nuoro e ti divertirai con la 21esima edizione di Voci di Maggio. Il 28 dicembre in Oma, Carma e Andrea Rosas. Voci di Maggio, insomma a dicembre, che qualcuno glielo spieghi. Qui in Sardegna vivono un po' il loro tempo, a modo loro, bene. E gli Stentales troverai food and beverage, i mercatini di campagna Ica Coldiretti. La Barbagia al suo Capodanno. A Nuoro in piazza Vittorio Emanuele torna la grande musica di Voci di Maggio. Sentite, forse il cover dei Nomadi, bene, terzo passaggio di cortesia, molto bene. La rasatura è pressoché terminata, andiamo a sciacquare, andiamo poi a cauterizzare con l'acqua fredda quello che possiamo, cercando di bloccare le uscite ematiche del viso. Bene. Mentre tamponiamo, se qua abbiamo visto le altre follie, vediamo qual è forse la prima follia della giornata. Qua è Giuseppe Legato per La Stampa, l'altro ieri scriveva delle violenze nel carcere di Ivrea. Voi immaginate Ivrea come la città di Olivetti, voi immaginate insomma una comunità ai piedi delle Alpi piemontesi, di gente tranquilla, operosa, dove è cresciuta una delle prime fabbriche che hanno portato il personal computer, poi chiaramente il progetto shippato dagli americani. Voi ricorderete la figura di Mario Ciuma, andate a leggere, in realtà Ivrea picchiavano come dei fabbri dentro il carcere. Abbiamo la testimonianza di Vincenzo Calcanile. Poco dopo essere entrato in carcere avevo tentato il suicidio, legando un lenzuolo prima alle sbarre e poi al collo. I primi agenti accorsi mi dissero: questo infame non si sa fare la galera. Mi portarono allora in una stanza tutta vetri in cui non c'era né un letto né un materasso. Quel giorno entrarono 12 agenti, 10 di loro indossavano i guanti neri. Uno per uno, sono rimasto completamente nudo. Mi colpivano anche con calci e pugni e con un manganello ai testicoli dove ero stato operato in passato. Quando ho chiesto di essere portato in infermeria, un assistente con accento romano mi ha detto: se parli col comandante o con il medico t'ammazzo. Poi il trasferimento nella cella licia. Mi hanno buttato in quello stanzone come un sacco di patate. C'era solo un letto piantato per terra e un materasso di spugna sporco. Mi hanno concesso di mettere le mutande e solo quelle. Non potevo parlare col mio avvocato, non mi era consentito comunicare con gli altri detenuti, mi era negata l'ora d'aria. L'inferno nel carcere di Ivrea del detenuto Vincenzo Calcanile e agli atti dell'inchiesta. Scusate, ma è successo un disastro, questo è quello che accade nelle migliori famiglie. Mi si è staccata la telecamera e riprendiamo
direttamente, senza avere esitazione, il nostro racconto. E procediamo e andiamo intanto a scegliere un after, vediamo di capire come concludere questa rasatura, sempre il nostro abete biscottato. Qua diamo chiaramente una emulsionata alle parti di essenze che si trovano per il loro peso molecolare sul fondo del vasetto, andiamo a aspergere. Una volta che lo vediamo così, bene, questa è veramente, è come mettere la testa dentro l'albero di Natale di Manhattan. Ci sono tutti i profumi, un'esplosione veramente, beh, insomma, mente cocco sempre, latte sicuro, perché si sente molto, latte menta, ecco, potrebbe essere la nuance giusta. Andiamo avanti, perché poi, per dare uno sguardo alla carta patinata, abbiamo qua il panorama, che pensione chi paga il conto, manco a dirlo, andiamo passando oltre, insomma non vi racconto quali sono i conti dello Stato in merito al bilancio, donne con una marcia in più li lasciamo dove sono, invece andiamo a cercare le meravigliose avventure di John Elkann, di suo cugino Andrea Agnelli. Questo è un bellissimo pezzo di Gigi Moncalvo, di cui consiglio i libri I lupi e gli agnelli segreti, un giornalista che scrive per La Verità, che veramente ne ha viste e sentite di tutti i colori, conosce molto bene le vicende del casato degli agnelli. In pratica John sapeva tutto, non poteva non sapere, gli è servito un po' per far fuori il cugino, ma la cosa interessante, al di là dell'articolo, che lo è questa figura in cui il nostro Andrea non aveva capito che Jackie gli aveva messo alle costole una sua nuova, non una nuova fiamma, insomma una donna che lui stimava molto, e le ha teso una trappola che John appunto ha fatto scattare nel CDA del 28 novembre, in quanto è stata congegnata alla perfezione dall'inglese Susan Haywood, nuova pupilla di Jackie. Ed è questa signora, che oggi ha 53 anni, britannica, da poco Chief Officer Operating di Exor, holding della famiglia Agnelli Elkann. John l'ha conosciuta 6 anni fa durante un weekend sinfonico artistico col suo amico fraterno Carlo Ratti, un raffinato architetto torinese. Entrato nell'orbita dirigenziale di Torino, è diventata amministratore del settimanale The Economist. Parbleu. È stata cooptata nel CDA della Juventus un anno fa e dal 1 novembre John l'ha nominata Chief Operating Officer di Exor, cassaforte di famiglia. John peraltro non è indagato poiché non riveste carichi sociali nella Juventus SPA, ma, scrivono i magistrati, appare pienamente a conoscenza delle problematiche finanziarie e soprattutto delle cosiddette manovre correttive. Ora, io non vado avanti, ma vi consiglio fortemente, se avete tempo, di leggere le 760 pagine di questo libro Agnelli Coltelli di Gigi Moncalvo, ve lo metto qua vicino, 36 euro per i tipi di Vallecchi, perché leggere libri di Moncalvo apre tutta una visione sulla storia della famiglia che ha sostituito i Savoia hanno portato a Torino la continuità, gli Agnelli hanno portato la continuità, scusate, dai Savoia, quindi leggete tutto quello che è successo, comprese le diatribe dell'eredità, che ha visto la figlia dell'avvocato, Margherita, essere purtroppo vista perdente nel processo contro i suoi figli, John e Lapo Elkann. Molto interessante, rapidamente, questi sono i Calanchi, formazione argillosa ad Agliano, dove Franco Arminio, di cui abbiamo parlato, il paesologo, organizzava il festival ad Agliano. Questo è Franco Arminio, casa della paesologia, questo è Craco, paese disabitato della Basilicata, dove fu girata la passione di Cristo, non mi ricordo con quale protagonista, ma insomma sicuramente verrà in mente a voi. Ma mentre ci portiamo avanti, nel frattempo, sentendo lo sviluppo delle essenze che stanno profumando tutto l'ambiente, meraviglioso. Qua ragazzi, l'atmosfera è veramente, manca solo la neve fuori, in realtà oggi c'è il sole a Cecina, ma se vi radete in zone montane o alpestri in questo periodo, uscite, andate a fare colazione o fate un toast in quota, dopo esservi fatti dare, non so, un passaggio da un gatto delle nevi, entrate con questa mise natalizia e vi diranno: ma questo da dove è uscito? Ma da dove ha preso tutta questa personalità? E qua il Domani punta il dito su un articolo incredibile, e questo è
Uno scandalo. I baci nel nome dell'Eucarestia e il sesso a tre per imitare la Trinità. Parla la suora, vittima di Rupnik. Chi era Rupnik? Era un gesuita, che è certamente uno che non rinunciava alle cose belle, e con questa sorella ha cominciato a frequentarla, lui nel suo atelier, perché lei dice ero affascinata dalla pittura e in particolare dai colori di Chagall. Quindi abbiamo un artista. Mi sentivo importante per lui, mi piacevano i suoi quadri e molto spesso parlavamo mentre dipingeva. Poi immaginate questa suora messa di tre quarti con il gesuita col pennello in mano. Poi cominciò a sottolineare ogni contatto tra noi, dicendomi che ogni gesto aveva un significato preciso. Anche una semplice stretta di mano o una carezza sul braccio diventavano un'occasione per sottolineare la mia femminilità. Hai capito il gesuita? Andando avanti si racconta che nell'estate del 1986 lui fosse partito per un viaggio e si incontrarono poi, prima che lui partisse, nel suo atelier, anzi prima si incontrarono poi lui partì. Abbiamo celebrato insieme l'Eucarestia e poi lui si aspettava che mi spogliassi e mi lasciassi toccare come sempre. Quella volta però mi sono rifiutata. E lui mi ha aggredita con parole molto dure e cattive, dicendo che non valevo niente, che non avrei mai fatto niente di buono. Aggiunto che per lui ormai contavano solo altre donne, di cui mi ha fatto anche il nome, e che voleva chiudere ogni rapporto con me. Io ero disperata, e lo credo. Andando avanti, chiede il giornalista Federica Törn, ma le violenze sono avvenute soltanto in Slovenia, perché è accaduto in quel paese, e lei dice no, anche nella sua stanza del centro, a Letti, a Roma. A Letti o a Letto? Non lo so, andiamo a verificare. Qui padre Marco mi ha chiesto di avere rapporti a tre con un'altra sorella della comunità, perché la sessualità doveva essere, secondo lui, libera dal possesso ad immagine della Trinità, dove, diceva, il terzo raccoglieva il rapporto tra i due. In quei contesti mi chiedeva di vivere la mia femminilità in modo aggressivo e dominante e dato che non ci riuscivo mi umiliava profondamente con frasi che non posso ripetere. Qui abbiamo il Papa Francesco affaticato forse a Santa Marta, il preposito generale dei Gesuiti Arturo Marcello Sosa Abascal, che non è il nostro Rupnik ma è colui che avrebbe dovuto intervenire in questa querelle che ha del pruriginoso, inutile dirlo, insomma, ecco, perché poi le suore, si sa, sono sempre state oggetto anche dell'immaginario collettivo, soprattutto del nostro Silvio, che con le sue promesse ai calciatori del Monza ha scatenato lo sdegno anche di Carlo Calenda, che schifo, che vergogna, il pullman di Troia per la festa del Monza, insomma, vabbè. Andiamo avanti, qua abbiamo invece la faccia sorridente di Fontana, neoeletto presidente della Camera dei Deputati, dove si dice che il taglio dei deputati non ha prodotto risparmi e la Camera spende di più. Allora, inutile tagliarli. Se da un lato sono diminuiti gli stipendi per 59 milioni, che cosa è aumentato per un totale 2,4 milioni di euro in più? Sono aumentate le spese di comunicazione, quindi la produzione informatica di atti e documenti parlamentari, 150.000 euro, e i servizi fotografici per 160.000 euro. E sarà di 3.600.000 euro la spesa totale nel reparto della comunicazione della Camera dei Deputati. Quindi io, ragazzi, non vado oltre, credo che tutto questo basti a chiudere questa rasatura, come sempre piacevole in vostra compagnia. Meno male che ci troviamo, grazie di tutto l'affetto dei nuovi amici della rasatura, del neofita, insomma, che mi ha accolto nella sua pagina, e quindi abbiamo un nuovo contenitore in cui potersi esprimere, in cui poter raccontare ciò che ci piace, e quindi vi auguro una buona giornata, una buona domenica da Andrea e da Domenica che barba, ciao!